È consentita anche agli atleti e non di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale in aree pubbliche o private nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento. Così una circolare inviata dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore dalla mezzanotte di domenica 4 maggio e fino al 17 dello stesso mese. Si apre così alla ripresa degli allenamenti per le squadre. L'ultimo DPCM aveva già aperto alle sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali riconosciuti di interesse nazionale da CONI, Comitato Paralimpico e rispettive federazioni. Ora la circolare, firmata dal capo di gabinetto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, autorizza anche alla ripresa degli allenamenti per atleti di discipline non individuali sulla base di una lettera sistematica delle varie disposizioni suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale. Da martedì 5 maggio i calciatori dell'Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali nel rispetto della direttiva del Viminale, come spiega il club. Per mantenere il distanziamento sociale saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario, in linea di massima un medico e un preparatore. I calciatori all'estero sono rientrati in Italia, da ultimo Sanchez, che concluderà lunedì l'isolamento domiciliare. La stagione 2020 della MotoGP, o la non stagione per il momento, visto che ancora in pista non si è visto nessuno a causa dell'epidemia Covid-19 che ha messo in ginocchio sostanzialmente tutto il globo, potrebbe non essere l'ultima per Valentino Rossi. Non è un mistero che il pilota italiano avrebbe utilizzato quest'anno come ulteriore banco di prova per capire se e soprattutto quanto può essere competitivo nei confronti di avversari giovani, sprezzanti del pericolo e velocissimi. Il destino della stagione del motomondiale rimane ancora incerto, correre si correrà, ma probabilmente molte gare neanche si disputeranno. Ecco perché il 9 volte campione del mondo starebbe pensando di rimandare il momento in cui appendere casco, guanti e tuta al chiodo, come conferma anche il suo papà Graziano Rossi, che ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: secondo me può correre ancora 2, 3 o magari anche 4 anni, di certo non ha nessuna voglia di smettere. La Formula 1 studia un piano per ripartire, o meglio per partire, visto che la stagione di fatto non è ancora iniziata a causa dell'emergenza globale causata dal virus Covid-19. Il Gran Premio d'Inghilterra si correrà a porte chiuse, quello di Ungheria anche. La conferma arriva direttamente dagli organizzatori del tracciato, che ufficializzano la decisione di disputare l'appuntamento senza i tifosi. Una decisione dolorosa certo, ma che per il momento permetterebbe a piloti e team di scendere in pista, visto e considerato che l'unica soluzione alternativa sarebbe il rinvio o peggio ancora la cancellazione.